Marco Novatti, allenatore della rappresentativa Under 15, 2-0 la Sardegna, si resta a punteggio pieno, si resta imbattuti, grazie soprattutto a un secondo tempo al limite della perfezione. Ma sì, penso che oggi abbiamo affrontato una squadra che ci ha fatto capire quello che sarà il proseguo, sperando di andare avanti, del torneo delle regioni. È stata una partita dove il primo tempo, anche le condizioni atmosferiche, perché il vento in queste partite fa la differenza, però di fatto siamo stati lì compatti, non riuscivamo a ripartire tanto, però di fatto non abbiamo concesso niente all'avversario, quindi i ragazzi sono soddisfatto perché hanno dimostrato di saper soffrire quando c'è da soffrire, e poi dopo, nel momento in cui siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, penso che le cose si sono viste e siamo riusciti a fare i 2 gol. Magari potevamo fare anche sempre qualcosina in più, perché magari con qualche ripartenza poteva essere sfruttata meglio, che magari il risultato poteva essere più rotondo, perché poi sempre questo è il discorso: un episodio o qualcosa magari puoi rischiare di rimettere in partita l'avversario. Domani si chiude il girone con il Veneto, si parte in testa alla classifica, al momento sembra non esserci ancora la qualificazione matematica, ma insomma comunque avresti firmato per arrivare all'ultima gara così. Assolutamente, insomma, per il momento le cose stanno andando nel migliore dei modi, e domani sarà un'altra partita del torneo delle regioni, quindi dobbiamo aspettarci un'altra battaglia come è stata fatta oggi. Però se i presupposti sono questi, sono tranquillo, perché i ragazzi stanno dando tutto, quindi non abbiamo niente da recriminarci in questo momento, bisogna solo proseguire su questa strada.